Pensiero del giorno, domenica 2 marzo. Guardare al positivo. Nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Questa è l'esortazione che San Paolo rivolge ai Corinzi dopo aver fatto un grande annuncio. Cuore di tutto il Vangelo. Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo. Tutti i nostri comportamenti devono rendere credibile questa verità che annunciamo. In altre parole, siamo chiamati ad abbattere tutte le barriere che ostacolano l'armonia tra gli individui e i popoli. Nel nome di Cristo significa al suo posto vivendo con Lui e come Lui. Amiamo come Lui ci ha amato, senza chiusure e pregiudizi, ma aperti ad accogliere e ad apprezzare i valori positivi del prossimo, pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Questo è il comandamento per eccellenza di Gesù, il segno distintivo dei cristiani, valido ancora oggi come al tempo dei primi seguaci di Cristo. In questo modo, se tutti i nostri gesti, le nostre parole, i nostri atteggiamenti sono impregnati di amore, saranno come quelli di Gesù. Saremo come Lui, portatori di gioia e di speranza, di armonia e di pace, cioè di quel mondo riconciliato con Dio che tutta la creazione attende. Chiara Lubick, stralci del commento alla Parola di Vita del gennaio 1997. Parola di Vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick. Solo lo difundimos lo más fiel posible.